Liliana l'ho conosciuta verso la metà degli anni 70, è passato qualche giorno. E a quei tempi si girava in compagnia insieme. Il punto d'incontro era la casa del giovane in via San Pantaleone. Quindi le persone che gravitavano attorno a questo centro, questo oratorio, chiamiamolo così, erano di diverse età. C'erano le persone più anziane che giocavano a carte, c'era un baretto, c'era tutto un contesto particolare. Con Liliana e con un gruppo di ragazzi e ragazze si faceva gruppo, in qualche modo si ascoltava musica, c'erano i festini che per la volta. E comunque poi uno trova la ragazza, uno trova il ragazzo e ci si disperde. E difatti credo che almeno per una ventina d'anni non ci siamo visti neanche per caso. Poi il periodo noto della mia avvicinanza alla politica locale, intendo dal 2001 in poi, mi faceva essere presente molto spesso in Piazza Unità e nel Palazzo Comunale. E dopo è successo probabilmente. Per me non è, come posso dire, non sono cose che tengo in memoria perché potrebbero servirmi in futuro. Capitava così. Comunque io frequentavo Piazza Unità e Piazza della Borsa, e dopo, quando ho saputo che Liliana era sparita, mi sono guardato un po' indietro, no? Voglio dire. Allora, io e Liliana non ci siamo mai dati appuntamento. Insomma, io posso dire quello che voglio, ma ci sono i tabulati telefonici, no? E non compare, non può comparire un collegamento, un intreccio di messaggi, nulla. Ci si incontrava per caso più frequentemente negli ultimi anni, ma non so neanche dire quanti, perché io ero tornato ad abitare in strada per l'Angela, dove abitavo già da bambino, poi ho fatto tutto il mio percorso, e lei era venuta ad abitare a San Giovanni, in via Damiano Chiesa, no? Una laterale. E quindi succedeva che magari in autobus, il fatto che Liliana frequentasse quel posto, se andassi a vedere le foto che postavano quasi giornalmente, era noto tutti, dice. Un giorno di qua, un giorno di là, può darsi che, però non è che ho cercato lì perché non so, perché sapevo che frequentavano quel luogo. Il fatto che io sono andato a cercare lì ha dell'inverosimile. E mi spiego. Quando è comparsa la notizia che Liliana era scomparsa e che veniva dichiarato che le telecamere della scuola di polizia non l'avevano visto passare, allora ho pensato che se non è scesa per la via Damiano Chiesa è salita. E allora, dato che io già il 19, se non ricordo male, il 19 dicembre ho mandato un messaggio a Trieste Prima, dove che facevo la mia analisi e dicevo che per quel che io conosco Liliana non è una persona che si allontana volontariamente, se lo fa è talmente educata, gentile e tutto quel bene che si vuole, che se si fosse allontanata da sola, a un certo punto tra le tante telefonate che cominciavano ad arrivare, mi arriva una telefonata e la voce mi dice: ciao Fulvio, sono Claudio, insomma dalla voce, ma io non lo avevo neanche in rubrica, quindi era un numero che poteva essere. Hai saputo di Liliana? E dico, beh sì, certo. E si parla un poco e lì mi dice che a quei tempi, negli anni 80, aveva avuto una relazione con Liliana. E questo è il primo. Gli dico che ho l'intenzione di fare il percorso dal Monte Spaccato, che è giù per la strada romana, e passare per la stazione di Guardiglia, che è conseguente a chi sale dalla via Damiano Chiesa. E le dico solo che io non ho il Green Pass per andare in autobus e mi trovo di fronte a questo problema, e mi ha detto: ti accompagno io con la macchina. Non andiamo a cercare insieme. Solo lui. Lui mi accompagna su a Monte Spaccato, poi mi va ad aspettare dove che questo. E là mi parla che loro si trovavano, mi dice che comunque non c'era una storia amorosa, no? Era rimasto questo aspetto, che poi sembra che
sembra che un intreccio, magari un saluto, quel che sia durato nel tempo e negli anni, una presenza così, ma molto... E mi dice che, dato che la moglie di Claudia è morta un anno prima, si erano trovati insieme Liliana per portare un fiore alla tomba di sua mamma e Claudia per portare un fiore alla tomba di... E riannodano questa amicizia che poi è diventata. Mi stupirei se in settimana non arrivasse il primo avviso di garanzia. In questo momento, anche in seguito alle parole di ieri, ha detto che è sotto pressione. Il maggiore indiziato per ricevere questo è probabilmente Sebastiano Visentin. Ricordiamo però che ricevere un avviso di garanzia non vuol dire essere colpevoli. Che cosa manca all'emissione del primo avviso di garanzia? Credo sia abbastanza semplice. Manca l'esito dell'autopsia. Gli inquirenti sicuramente hanno messo insieme accadimenti e fatti di quel giorno e hanno le idee chiare, anche perché ci insegna la storia che se le idee chiare non sono adesso, non lo saranno nemmeno dopo. L'autopsia dovrà confermare il quadro che gli inquirenti hanno attualmente delineato. Fondamentale stabilire il giorno della morte, perché, vi faccio un esempio, se si stabilisse che la morte risale a pochissimi giorni fa, Sebastiano Visentin sarebbe sicuramente fuori, perché negli ultimi giorni è stato controllato a vista dagli inquirenti ma anche dalle stesse televisioni. Quindi l'autopsia, nel momento in cui giungerà, darà il via a tutta una serie di accadimenti che probabilmente culmineranno nell'avviso di garanzia. E infatti poi nelle ultime ore si sono rincorse molte voci, tra le quali quella che Liliana sarebbe stata uccisa non il 14 dicembre ma dopo. C'è la testimonianza di un giornalista che, avvicinatosi al corpo, ha notato come il cadavere non emanasse la puzza tipica di un corpo in avanzato stato di decomposizione. Anzi, si è parlato di una decomposizione appena iniziata. Noi sappiamo che grazie alle larve si può non solo datare il decesso, ma anche andare a capire se il corpo è stato spostato, e questo sarà fondamentale. Un altro elemento che porta verso la direzione dello spostamento è che i sacchi neri rinvenuti erano praticamente nuovi, c'erano ancora le piegature. Allora, se voi vi trovate in un parco e cercate qualcosa per occultare un cadavere, di sicuro non avete un sacco nuovo, quello lo trovate solo a casa. E c'è ancora un altro elemento che spinge verso l'ipotesi dell'omicidio. Sembrerebbe dalle ultime voci che il sacco nero non fosse indossato letteralmente da Liliana, ma fosse semplicemente adagiato di sopra. E quindi è chiaro che una persona che si suicida non può poi ricoprirsi con un sacco. Allo stesso tempo c'è da valutare che diversi giorni passati in questo stato avrebbero anche potuto produrre, grazie anche agli agenti atmosferici, lo spostamento di essi. E invece questi sacchi sono rimasti nella posizione iniziale. Altro dettaglio importante: a 2 metri dal corpo c'è un precipizio ed è stato stabilito che se la donna fosse stata buttata laggiù non sarebbe praticamente più stata ritrovabile. Nell'ottica di un omicidio, allora, come mai per occultare definitivamente il corpo l'assassino non getta il cadavere dal precipizio? Probabilmente per qualche ragione vuole che il corpo possa poi essere ritrovato. Ancora un altro elemento da segnalare: abbiamo detto che la denuncia viene fatta 2 giorni dopo solo perché i vicini insistono affinché essa sia depositata presso le forze dell'ordine. Il marito mai andrà a cercare in giro la donna, cosa che invece da subito faranno gli amici. Il caso Liliana Resinovic, trattato nuovamente a Storie Italiane nella mattinata di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, si tinge ulteriormente di giallo. Il corpo ritrovato nei giorni passati sembra essere proprio quello della 63enne di Trieste, ma chiaramente per l'ufficialità della notizia si deve attendere l'esito dell'autopsia prevista per domani. Intanto in queste ore è stata effettuata un attacco sul cadavere. Da un esame visivo sembra che Liliana fosse nel luogo di ritrovamento da meno giorni rispetto alle 3 settimane nelle quali mancava dalla sua abitazione. Ecco dunque che si fa largo una nuova ipotesi di natura investigativo-giornalistica. Liliana Resinovic potrebbe essere stata tenuta nascosta per un determinato periodo di tempo in un altro luogo, riparato, per poi spostarlo nottetempo nella zona del ritrovamento. Peraltro i sacchi neri che lo avvolgevano sono nuovi, non sono stati intaccati dal tempo, dai giorni e dalla pioggia. E questo, considerate le condizioni atmosferiche e le temperature degli ultimi periodi, è indubbiamente anomalo.
Nel proseguo di Storie Italiane, il giornalista Edoardo Lucarelli ha mostrato in esclusiva il luogo nel quale potrebbe essere stato tenuto nascosto il corpo di Liliana Resinovic. A pochi metri dal punto in cui sono stati rinvenuti 2 sacchi neri, infatti c'è una piccola grotta, al cui interno potrebbe essere stato appoggiato per giorni e giorni il cadavere, lontano da occhi indiscreti. All'interno dell'antro ci sono anche un materasso, una batteria per automobile, uno stendino, i residui di una cucina, bottiglie spaccate e sedie, e pare che qualcuno abbia tentato di accendere un fuoco improvvisato. Intanto riecheggiano le parole del marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visentin, visibilmente provato dopo la drammatica notizia. In un'intervista l'uomo avrebbe detto: «Vedrai che adesso arresteranno me, ho paura di non sapermi difendere». Ricordiamo che Liliana negli ultimi tempi si era avvicinata a Claudio, un amico d'infanzia ritrovato in modo del tutto casuale, con il quale avrebbe voluto trascorrere il resto dei suoi giorni. Pare che avrebbe quindi maturato l'intenzione di comunicare al marito la volontà di andarsene di casa, ma è doveroso precisare che Visentin non risulta indagato.